La 52esima edizione del Vinitaly a Verona si è aperta nel segno della politica. Salvini e Di Maio tra gli stand, nessun incontro, stallo confermato in attesa delle mosse di Mattarella. Veneto protagonista tra gli stand, la Presidente del Senato auspica il riconoscimento UNESCO alle colline del Prosecco ed il Governatore Zaia che invita a mostrare l'orgoglio del vino italiano. Sempre più agitate le acque tra Lega e Forza Italia a Vicenza e Sandona di Piave sul candidato sindaco, retromarci, stratte e rotture, slitta domani il faccia a faccia tra i vertici del partito. Tragico incidente in vacanza in Umbria, a perdere la vita una 59enne di San Biagio impiegata all'ospedale Cafoncello di Treviso. Un gruppo di giovani immortalati in un video mentre si tuffano in piena notte del ponte di Rialto a Venezia. Con la stessa modalità un neozelandese perse la vita finendo contro un taxi. Smantellata dai carabinieri di Padova una banda specializzata in truffe, vittime anziani, sacerdoti. Salva il bimbo di 1 anno gravemente malato donandogli una parte del suo fegato, protagonista un papà, l'intervento riuscito all'ospedale di Padova. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano la 52esima edizione del Vinitaly in corso a Verona, che si è aperta all'insegna della politica. Salvini e Di Maio tra gli stand, nessun incontro, stallo confermato in attesa delle decisioni del Presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo. I calici per brindare c'erano, la voglia di farlo assieme no. Impossibile d'altronde pretendere che l'accordo di governo nascesse proprio al Vinitaly. Incrocio della politica a Verona proprio nei giorni cruciali nei quali il capo dello Stato è chiamato a sbrogliare la matassa. E giornata inevitabilmente monopolizzata dai duellanti Salvini e Di Maio. Guerra a distanza a base di selfie e brindisi, nessun incontro a certificare lo stallo. Spero che ci sia un governo in carica il prima possibile, guidato dalla Lega, per difendere il Made in Italy in tutto il mondo. Punto e basta. Il copione è sempre lo stesso, Salvini tira frecciate ma sembra disponibile. Io bevo un bicchiere con tutti, io sono pronto. E con chi lo fate? Io non dico no a nessuno, sono altri che non hanno ancora deciso che tipo di vino bere. A Berlusconi di non dire Io l'ho detto a tutti. Ma lei vuole fare ancora il premio? Io sono pronto. Di Maio che replica, il centrodestra per il paese è dannoso e nel Veneto dell'autonomia preferisce entrare proprio nell'argomento. Quello che i veneti hanno chiesto noi ci metteremo al tavolo e glielo daremo sull'autonomia, assolutamente. Mentre Giorgia Meloni si affida alla speranza. Speriamo che il Movimento 5 Stelle voglia aiutarci a riconoscere il mandato popolare e darci una mano. Credo che bisogna cominciare a parlare di contenuti, perché poi continuiamo a parlare di alchimie, ma sulla politica estera, sull'immigrazione, sulla difesa del Made in Italy, sulla tutela della famiglia, come la pensano gli altri? Ci sono delle sintesi che si possono creare? Ecco, io penso che si debba parlare di questo. Intanto anche il segretario pro tempore del PD Martina si ritrova fra gli stand come ad osservare le mosse, mentre lo show mediatico segue i percorsi paralleli dei due sfidanti. E la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, cui potrebbe toccare un mandato esplorativo da Mattarella in questi giorni, preferisce evitare argomenti politici. E allora tocca allo scrittore Mauro Corona far uscire il colpo di teatro, offrendo a Salvini un amarone con un intento preciso. Guarda che ti ho portato un amarone per ubriacare Di Maio affinché... No, bisogna essere lucidi. No, guarda, Pessoa si può contare no, Pessoa diceva, pochi conoscono la stupefacente lucidità della smorfia, quindi vi sbronzate e facciamo il dovere. In vino veritas d'altronde, ma a servire i bicchieri sarà per forza di cose il cerimoniere Mattarella. E il Veneto è stato protagonista della prima giornata del Vinitaly con la Presidente del Senato Casellati che auspica il riconoscimento UNESCO alle colline del Prosecco ed il Governatore Zaia che invita al Wine Pride a mostrare l'orgoglio del vino. Sentiamo. Qui c'è l'Italia migliore, l'Italia che lavora, l'Italia che produce, che innova. È con un inno al vino, all'operosità dell'Italia migliore, che la Presidente del Senato Elisabetta Casellati ha aperto il Vinitaly e non poteva mancare un orgoglioso riferimento della senatrice padovana alla propria terra, il Veneto, con l'auspicio che presto salga il numero dei siti UNESCO legati alla viticoltura. La speranza
unanimemente condivisa e che a breve possa essercene anche un quarto, visto che l'Italia ha ufficialmente presentato la candidatura per le colline di Conegliano Valdobbiadene. E proprio con un simbolico calice di Prosecco che brindo a questa edizione del Vinitaly e a tutti gli importanti traguardi futuri che sono certa non potranno che essere conseguiti grazie all'ingegno tipico degli italiani arricchito dalla perseveranza e operosità veneta. Ed è così che il Prosecco diventa protagonista, con il presidente della regione Luca Zaia che, snocciolando i numeri della produzione vinicola, 40 milioni di ettolitri in Italia ed il Veneto prima produttore con 8 milioni e mezzo di ettolitri, invita a mostrare l'orgoglio del vino, il Wine Pride, magari togliendo dalle carte dei vini di tanti locali le bollicine straniere, promuovendo invece quelle italiane. Direi che ci siamo, dobbiamo continuare a crescere, certificare il prodotto, il vigneto, il processo da un punto di vista ambientale e affrontare sempre i nuovi mercati che ci dicono portate il vostro vino. Il Wine Pride quindi è l'occasione di dire che noi dobbiamo essere anche orgogliosi, non posso andare in Francia a vedere carte dei vini con solo vini francesi e girare per i ristoranti veneti italiani e vedere sfoggio di vini che non sono nostri. Bisogna essere assolutamente identitari e proporre il territorio. Ed ora colleghiamoci subito in diretta con il Vinitaly in corso a Verona con i nostri inviati Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto con tutte le ultime novità. Lucio, buongiorno. Ok, allora buona giornata a tutti dal Vinitaly. Scusate, ma in questo momento vado a rubare il presidente Zaia perché è tra quelli che ha fatto maggiori selfie durante la giornata di ieri. È stata una gara quella di ieri. Beh, diciamo che qui la gara è mantenere alto il valore e l'onore del Veneto, visto e considerato che siamo la prima regione per produzione di vini in Italia con 8 milioni e mezzo di ettolitri e pensate che l'export italiano vale 6 miliardi di euro e dei 6 miliardi 2 miliardi sono veneti, per cui siamo forti, si cresce bene, abbiamo un sacco di belle denominazioni, abbiamo 52 denominazioni, non solo Prosecco ma Custozza, Marone, Pinot Grigio e molto altro ancora, adesso si arrabbieranno tutti quelli che non sono citati, insomma di vini ne abbiamo molti. Ecco, poi c'è l'orgoglio di avere questa esposizione, la più grande d'Italia, una delle maggiori del mondo. Ma tra le più grandi al mondo, siamo davanti a una realtà che è una vera fiera a livello internazionale, 4.300 espositori, ma anche la volontà di ricordare che il 38% dei visitatori, cioè dei 150.000 visitatori, è straniero, per cui un palcoscenico, un parterre unico, quindi parlare di vino, fare vino, volere vino non lo puoi fare se non passi a Vinitaly. Senta, abbiamo messo dietro lo stendardo del Veneto perché ieri è successa una cosa un po' particolare quando qui è arrivata il Presidente del Senato, c'era lei e è arrivato anche Salvini. Beh, sì, che ho chiamato la bandiera, cioè la bandiera mi accompagna sempre, io ce l'ho dappertutto la bandiera, è la nostra bandiera, è il nostro gonfalone, sono 1100 anni di Repubblica Veneta che ha la volontà di ricordare la nostra storia e identità, non con una visione del Marcon, ma guardare al futuro sapendo che abbiamo radici solide. Senta, lei si è molto arrabbiato perché è andato in Francia, ha visto solo vini francesi e qui in Italia vede vini francesi, cileni, un po' meno italiani, un po' meno veneti, allora ha detto orgoglio del vino veneto. Beh, Wine Pride come l'ho chiamato io, orgoglio vino. Beh sì, me lo lasci dire, cioè dobbiamo investire di più sulle nostre carte dei vini, far meno gli esterofili, io capisco che fa figo magari ordinare qualche bottiglia strana che si produce in giro per il mondo, però ricordiamoci che in giro per il mondo fanno i fighi a ordinare qualche bottiglia veneta. Bene, e con questo restituisco la linea allo studio. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie a Lucio Zanato, naturalmente torneremo nel corso della giornata e delle nostre trasmissioni a collegarci con Verona, noi proseguiamo con la politica perché a livello locale, a livello veneto si fanno sempre più tesi i rapporti tra i vari partiti all'interno della coalizione di centrodestra. Se a Treviso i vari partiti, le varie anime, Lega e Forza Italia in particolare, si sono ricompattate sulla figura di Mario Conte, l'alleanza non sembra invece reggere a San Donà di Piave e a Vicenza. Cominciamo quindi subito dalla situazione nel capoluogo berico con Anna De Roberto in collegamento telefonico.
Sì, buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Allora, da Vicenza la notizia che la maxi riunione, il grande coordinamento che avrebbe dovuto esserci a Padova nella sede di Forza Italia in via Lisbona tra i vertici regionali di Forza Italia, Lega, Noi con l'Italia e Fratelli d'Italia è stato rinviato a domani, stessa ora. L'appuntamento dunque è alle 10. Intervento fondamentale per quanto riguarda la città di Vicenza, perché è attesa la decisione dei vertici sulla candidatura o meno dell'avvocato Fabio Mantovani, nome portato avanti da Forza Italia, ma non condiviso dalla Lega Nord, così come è stato espresso dal direttivo attraverso un documento ufficiale. Che cosa accadrà domani? Si dovrà decidere se continuare ad appoggiare la candidatura di Fabio Mantovani e dunque di continuare ad essere uniti come alleati, oppure uno spostamento a lato, ovvero l'appoggio a Francesco Rucco, che fino ad oggi è stato il leader delle liste civiche. L'appoggio a Francesco Rucco era noto da parte di Fratelli d'Italia e anche in qualche modo da parte della Lega Nord, ma si era sempre detto che a Vicenza avrebbe dovuto decidere Forza Italia. Che cosa succederà? Abbiamo cercato di parlare con Rucco, che per oggi non vuole rilasciare nessuna dichiarazione, così come Matteo Tosetto, il coordinatore di Forza Italia. A breve riusciremo a parlare invece con Eric Pretto, il coordinatore provinciale della Lega Nord, che probabilmente ribadirà l'intenzione del Carroccio di appoggiare Francesco Rucco. La cosa importante per Vicenza, che ormai da mesi attende di sapere qual è il candidato del centrodestra, è che l'appuntamento di domani è decisivo per definire gli equilibri di questa campagna elettorale, che fino ad oggi è stata particolarmente molle, proprio perché è stata trainata dal Partito Democratico, mentre invece il centrodestra era sempre alla rincorsa. Allora vedremo che cosa succederà. E continuiamo con la politica, perché il centrodestra si è spaccato a San Donà di Piave dopo mesi di tensioni ed il dietrofront sulla candidatura di Gianni Corradini. Ieri la Lega ha ufficializzato la candidatura a sindaco della città della farmacista Francesca Pilla, indipendente ma sostenuta dal Carroccio fin dallo scorso anno, una decisione che ha scatenato le ire di Forza Italia ed in particolare ha riacceso lo scontro ormai feroce con Francesca Zaccariotto, ex sindaco. Le prossime ore saranno decisive per vedere come si muoverà Forza Italia ed il resto del centrodestra. C'è chi mormora anche di una nuova candidatura di Francesca Zaccariotto. Vedremo quindi cosa accadrà nelle prossime ore. Proseguiamo intanto con la cronaca. Una 59enne di San Biagio di Callalta nel Trevigiano, dipendente all'ospedale Cafoncello di Treviso, ha perso la vita in un incidente stradale in Umbria, in un bilancio davvero pesante. Sentiamo. La vacanza in Umbria, le ultime spensierate foto ad Assisi, poi sulla strada del rientro la tragedia. 2 morti e 4 feriti nello scontro tra 2 auto, tra le vittime anche Nadia Toniolo, 59 anni, impiegata all'ospedale Cafoncello. L'incidente ieri, poco dopo mezzogiorno, in località Passaggio di Bettona, con l'auto su cui viaggiavano la donna e il compagno Pietro Lorenzon, 76 anni, ex comandante della polizia locale, anche lui di San Biagio, che è stata centrata dalla piccola utilitaria di un pensionato 86enne del posto, finendo poi per ribaltarsi al centro della carreggiata. Nello scontro anche l'anziano ha perso la vita, mentre Lorenzon, che 10 anni fa aveva perso la moglie, è rimasto ferito. Per lui bacino e alcune costole fratturate. Feriti, ma in maniera non grave, anche 2 amici che viaggiavano con loro. Nadia Toniolo lavorava all'ospedale di Treviso, lascia i figli Gianni e Francesca. Ancora cronaca, schianto tra autobus e tram sul cavalcavia di San Giuliano a Mestre, traffico bloccato questa mattina verso Venezia. L'incidente poco dopo le 9, quando un pullman turistico, probabilmente per una mancata precedenza, ha centrato la carrozza del tram all'altezza del cavalcavia di San Giuliano, una delle direttrici più frequentate dai pendolari diretti a Venezia. Finestrini rotti e paura tra i passeggeri, ma fortunatamente non si segnalano feriti. Al vaglio della polizia locale la dinamica dell'incidente, pesanti i disagi al traffico per Venezia. Ed un altro incidente si è verificato nel Padovano, a Monselice, nella notte. Un uomo ha perso il controllo dell'auto finendo contro una birreria.
Attimi di paura in via Tassello a Monselice per un'auto finita contro la facciata e parte dell'ingresso di una birreria di cui è stata divelta la porta finestra. I feriti, 2 giovani all'interno dell'auto, rimasti incastrati nell'abitacolo e liberati dai vigili del fuoco. Nessuna persona che si trovava all'interno del locale ha riportato conseguenze. I feriti sono stati stabilizzati dal personale del SUEM 118 per poi essere trasportati in ospedale dalle 2 ambulanze intervenute. Sul posto anche i carabinieri di Albignasego. Ancora cronaca da Venezia, non accenna a cessare l'assurda moda di tuffarsi in Canal Grande dal ponte di Rialto, nonostante la morte di un turista che nel 2016 si è schiantato contro un taxi. Ieri un nuovo caso. Sentiamo cos'è successo. Ci aggiorna da Venezia al telefono Ilaria Marchiori. Buongiorno da Venezia, l'estate non è ancora arrivata, a tratti nemmeno la primavera, il caldo nemmeno, eppure c'è già chi ha dato il via alla stagione dei tuffi in Canal Grande. Verso le 2 del mattino infatti alcune persone si sono tuffate dal ponte di Rialto, tra l'altro riscuotendo anche un certo successo tra la gente che si trovava sulle rive e che li stava guardando. Poi il tuffatore è riuscito anche a dileguarsi. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook Venezia non è Disneyland e proprio si vedono le immagini di questo tuffatore. Una prima segnalazione infatti è poi giunta alla centrale operativa della questura intorno all'1:40 e l'allerta è stata subito inoltrata alla polizia locale, che è giunta poco dopo sul posto, ma in realtà non è riuscita a trovare nessuno. Si sfrutteranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza che monitorano il ponte per cercare di identificare il tuffatore, che poi una volta trovato sarà opportunamente multato, perché come sappiamo, dopo che sono state fatte delle nuove regole con nuove sanzioni, ora anche chi si tufferà dovrà pagare una cifra diciamo abbastanza consistente. A giudicare da queste immagini si tratterebbe di un gruppetto di giovani di nazionalità straniera, come è stato sottolineato anche dal comando della Polizia Municipale. Purtroppo la sorveglianza notturna è poca e questa pratica rischia di degenerare in una pericolosa abitudine, tanto che molti ricorderanno circa 2 anni fa per un 50enne marinaio neozelandese fu letale. L'uomo infatti si tuffò e si schiantò su un taxi e per lui non ci fu nulla da fare. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Eccezionale intervento chirurgico eseguito a Padova, dove un padre ha donato parte del fegato al figlioletto di nemmeno 1 anno. Il bimbo rischiava di morire a causa di una grave malattia. Sia la mamma che il papà del piccolo si erano dati disponibili. La scelta è caduta sul padre, con una specifica autorizzazione del Ministero della Salute concessa all'equipe del Centro di Chirurgia Epatobiliare e Trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova. È stato effettuato l'intervento che ha salvato la vita al bimbo. Ancora cronaca dal Padovano, smantellata dai carabinieri un'associazione a delinquere. Vittime delle truffe erano anziani sacerdoti. Sentiamo. I carabinieri di Padova hanno arrestato 4 italiani di età compresa tra i 28 e i 62 anni per truffe ai danni di anziani, in particolare sacerdoti. Un'associazione a delinquere, secondo gli investigatori, che ha messo a segno almeno 15 colpi per un bottino di oltre 150.000 euro. I 4 avevano allestito degli studi legali virtuali, creando email e numeri telefonici apparentemente veri e spacciandosi per avvocati. Contattavano le vittime per telefono, avvisandoli che erano venuti a sapere di una loro causa legale presso il Tribunale di Milano per il mancato pagamento di presunti abbonamenti a riviste. Promettevano che con la loro intermediazione il finto debito, sempre non meno di 150.000 euro, poteva essere estinto con una cifra molto più bassa, che di solito oscillava tra i 10 e i 30.000 euro. Le vittime venivano scelte in maniera scientifica. I 4, che ora sono in carcere, secondo le indagini, avevano veri e propri elenchi di potenziali obiettivi. A proposito di truffe, vediamo cos'è accaduto in un quartiere trevigiano, quello di Santa Bona, con gli anziani a lezione proprio per evitare truffe e raggiri in casa. Vediamo. E un'altra cosa, in macchina, mai lasciare la borsa sul sedile a fianco, metterla dietro.
Domande, consigli, accorgimenti, astuzie, esperienze personali, tutto può servire per evitare di subire una truffa o un raggiro. Lo sanno bene purtroppo gli anziani, sempre più spesso bersaglio dei truffatori e malintenzionati senza scrupoli. Al centro civico di Santa Bona, lezione di sicurezza rivolta proprio a loro, tenuta direttamente dagli agenti della questura trevigiana. Vasto il ventaglio delle insidie da evitare, dai finti operatori del gas all'incontro per strada di chi si dimostra gentile e sorridente, ma poi ha in realtà un secondo fine. I rischi cui si va incontro portando con sé somme di denaro o non chiudendo la porta a chiave, perché tanto chi vuoi che entri di giorno. Possono essere aperte con una lastra metallica, anche più piccola di questa. Basta passarlo. Anche per i raggi. Non dare nulla per scontato, questa è la prima lezione, e chiamare sempre il 113. Conoscere, perché si conoscono casistiche che magari non sempre sono note, insomma. Cerco sempre di essere positiva, però sicuramente la paura c'è di qualche intrusione. Qui noi stiamo salvaguardando quella che è, ripeto, lo spirito di comunità, di solidarietà reciproca che ci deve essere tra persone che vivono nello stesso territorio. Aiutarsi tra vicini dunque, tenendo gli occhi aperti e WhatsApp a portata di mano. Mi è successo sotto casa di vedere persone che non conoscevo, metto sul gruppo, sono sotto casa, c'è qualcuno, non esco dalla macchina perché non conosco sta persona. E subito mi fermo sul bar sotto casa, un ragazzo mi accompagna a casa. Le truffe possono essere prevenute, le truffe richiedono la collaborazione del soggetto. Questi incontri sono fondamentali per noi perché ci permettono proprio di dare quei piccoli feedback, quei piccoli accorgimenti per cercare naturalmente di evitare o alla peggio limitare naturalmente i possibili danni. Torniamo ora in diretta a Verona per collegarci nuovamente, lo vedo già nel monitor, con il nostro Lucio Zanato assieme a Nicoletta Rizzetto, inviati al Vinitaly. Lucio, vai. Ok, allora riprendiamo la linea velocemente dal Vinitaly per dire due cose. Intanto per lanciare le immagini del Premier Gentiloni, che in questo momento è arrivato, siamo riusciti a riversarle, non ha lasciato dichiarazioni, è passato direttamente nello stand delle popolazioni terremotate delle regioni italiane e poi andrà all'auditorium per il discorso ufficiale. Però siamo qui con l'assessore Federico Caner per una battuta velocissima su cosa c'entra il turismo col vino in una battuta. Beh, il turismo è tutto, turismo è artigianato, commercio ed è soprattutto enogastronomia, perché i turisti quando vengono nel nostro territorio vogliono mangiare e bere bene, quindi oggi il connubio è vincente. Ecco, noi proprio per questo vi diamo appuntamento tra poco a ore 13 su Antenna 3 per parlare proprio dal Vinitaly di turismo e non solo, linea allo studio. Ecco, quindi tra pochissimo ci sarà ore 13, si parlerà di politica tra stalli, strappi e brindisi. Ospiti in studio il senatore Giampaolo Vallardi della Lega e Pietro Dalla Libera, consigliere regionale di Veneto Civico. E poi vi ricordo gli altri appuntamenti della nostra prima serata, 20:10 con ospiti in studio Fabrizio Voron della Lega e Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle. E dopo dalle 21:15 come ogni lunedì torna Ring, la politica alle corde. Vi aspettiamo naturalmente per commentare il governo all'ultimo sorso con gli incontri mancati al Vinitaly di Verona tra i vari leader in ballo. In studio ci saranno Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Sara Moretto del PD, l'onorevole Massimo Bitonci della Lega e la giornalista Antonella Prigioni. È tutto dunque per questa edizione, ci salutiamo come sempre con le previsioni del tempo. Il meteo, buon pomeriggio. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a zero branco. Prosegue un tempo ancora molto instabile sul Triveneto, ma migliorerà via via col passare delle ore. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto condizioni di instabilità, soprattutto sui rilievi della nostra regione, con rovesci e locali temporali, specie al mattino. Generale miglioramento poi già dal pomeriggio, con fenomeni in cessazione ovunque. Le temperature minime saranno comprese tra 13 e 15 gradi. Valori massimi previsti in aumento tra 18 e 24 gradi.
Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Qui sarà perturbato un po' ovunque, con piogge e locali temporali piuttosto diffusi, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata, ma è previsto un miglioramento su tutti i settori nel corso della nottata. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 22 e 24 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Lieve instabilità, specie nella prima parte della giornata, con qualche pioggia, generalmente comunque di debole intensità. Fenomeni in cessazione ovunque già entro la serata. Concludiamo infine con le temperature. Le minime saranno comprese tra 14 e 15 gradi, i valori massimi invece si attesteranno intorno ai 20 gradi. Dal meteo di Antenna 3 anche per ora è tutto. Arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.